Buongiorno carissimi, eccoci qui come ogni giovedì per la mia buona notizia, la buona notizia di Rita. Questa volta Rita vi porta la buona notizia da un paese lontanissimo. Sapete che vi siete accorti che ultimamente, quasi sempre, le buone notizie che vi porto riguardano il nostro paese, l'Italia, magari paesini un po' più piccoli, lontani da noi, ma oggi veramente vi porto in un posto molto, molto lontano, che è l'Amazzonia. Qualcuno di voi sicuramente ne avrà sentito parlare. Ne avrà sentito parlare perché nell'ottobre del 2019 Papa Francesco ha indetto un sinodo dell'Amazzonia che aveva come obiettivo quello di sensibilizzare in primis la Chiesa e poi tutta la società civile, tutto il mondo, sulla condizione in cui vivono gli indigeni dell'Amazzonia. Dobbiamo fare una premessa. L'Amazzonia è una regione vastissima all'interno di un paese enorme che è il Brasile. L'Amazzonia ha la caratteristica di essere ricoperta per la maggior parte, il suo territorio, dalla foresta, la foresta amazzonica, che con la sua vegetazione, le sue piante bellissime, dona al pianeta, è chiamato il polmone del pianeta perché dona al pianeta una parte importante dell'ossigeno che serve a noi, che siamo gli abitanti del pianeta. I popoli dell'Amazzonia, gli indigeni, sono a rischio. Allora, intanto la parola indigeno spesso ha avuto e ha delle connotazioni negative nel linguaggio comune, ma non è così. La parola indigeno significa abitante, nato e cresciuto in quel luogo. Quindi la popolazione indigena è nata storicamente, probabilmente da millenni, vive secondo un proprio percorso storico, un proprio percorso culturale, un proprio percorso di tradizione e di religione che va rispettato, perché le popolazioni vanno rispettate così come sono. C'è anche un altro modo di vivere rispetto al nostro. Il modo di vivere degli indigeni è completamente diverso dal nostro. Ora, perché dicevo che queste popolazioni indigene sono a rischio? Sono a rischio perché la foresta amazzonica è un ambiente ricchissimo di risorse naturali e proprio per questo viene un po' preso di mira dalle multinazionali che cercano di sfruttarlo in tutti i sensi. Per esempio, è successo e succede periodicamente che si sviluppino incendi nella foresta amazzonica per il disboscamento, in modo tale da favorire la nascita di pascoli, devono far posto a dei pascoli per l'allevamento intensivo, proprio per una questione di turismo, oppure le risorse ittiche che sono proprie del fiume, che è il Rio delle Amazzoni, che attraversa l'Amazzonia, si impoveriscono perché vengono depredate queste risorse. E questo cosa comporta? Comporta il fatto che moltissimi indigeni devono lasciare il loro villaggio, la loro tribù, perché non hanno di che sostentarsi. La popolazione indigena vive del suo territorio. Gli indigeni vivono del loro territorio, per loro hanno una cultura della natura altissima, per loro non c'è differenza tra l'uomo, la pianta, l'animale, il pesce, gli uccelli, no, sono tutti esseri viventi, hanno un concetto molto alto, cioè tutti gli esseri viventi contribuiscono a tenere l'ambiente in armonia quando vengono rispettati, in equilibrio. Ora questo equilibrio è a rischio e Papa Francesco ha proprio voluto mettere l'accento su questo pericolo, il pericolo che questo equilibrio venga manomesso a scapito della popolazione che quindi deve scappare, deve andare, rifugiarsi nelle città, ma questi indigeni non sono in grado, è come snaturarli, non sono in grado di vivere in una città. Loro sono nati e cresciuti in questo ambiente, che è l'ambiente della foresta.
Ora, questa premessa per dirvi che nel 2013 Papa Francesco ha fatto a Rio de Janeiro, ha organizzato a Rio de Janeiro, che è la città, una delle città più grosse del Brasile, forse la capitale, non lo so, la giornata mondiale della gioventù. In occasione di questo incontro coi giovani ha incontrato padre Belotti, un francescano, Francisco Belotti, il quale è responsabile della fraternità francescana brasiliana che in quelle zone, credo proprio a Rio o comunque delle zone limitrofe, aveva fondato un ospedale per aiutare le persone malate. E Papa Francesco ha chiesto se non avevano una situazione analoga, un ospedale analogo anche in Amazzonia, lungo il Rio delle Amazzoni. Il Rio delle Amazzoni è un fiume enorme, è un fiume lunghissimo e ci sono tante popolazioni rivierasche, cioè tante tribù, tanti piccoli villaggi che vivono e crescono sulle sponde di questo fiume. Da lì traggono il loro alimento, la loro sussistenza, la loro vita e vivono in modo molto primitivo e molto semplice. Padre Francisco ha detto di no e allora Papa Francesco ha suggerito di pensare a un progetto anche per le popolazioni rivierasche del Rio delle Amazzoni. Insomma, nel giro di qualche anno, padre Francisco con la sua fraternità francescana hanno messo in piedi questo progetto che si chiama la nave ospedale Papa Francesco. Nei cantieri di Fortaleza, che è un porto del Brasile, è stata costruita questa nave lunga 32 metri, con a bordo un sacco di strumentazione sanitaria, dal punto di vista sanitario, che diciamo percorre il Rio delle Amazzoni, 1000 chilometri, non so bene, e si ferma nei posti per aiutare proprio le popolazioni indigene più vulnerabili e maggiormente in difficoltà. A bordo di questa nave ci sono 10 persone dell'equipaggio, 5 persone responsabili che sono i frati della fraternità e pensate 20 medici e paramedici volontari, tra cui 5 italiani. La responsabile di questo gruppo di medici è proprio un'italiana, Patrizia Cusano, la quale è specializzata in odontoiatria. Fanno parte dell'associazione Mattoni di Gioia e lavorano su questa nave, percorrendo, navigando il Rio delle Amazzoni per portare aiuto e, come dire, soccorso a queste persone che altrimenti non sarebbero raggiunte da nulla e da nessuno. A bordo della nave c'è diciamo, dei piccoli reparti, odontoiatria per i denti, oftalmologia per gli occhi, chirurgia, vaccinazioni, ostetricia, pediatria. Pensate che sono popoli che non vedono i medici e si curano come possono, si curano con le loro cure tradizionali, che a volte sono cure che arrivano dai prodotti naturali, dalle erbe. Ma pensate a chi si frattura una gamba, rimane per mesi e mesi nelle condizioni di non poter essere curato. E questa nave di Papa Francesco si chiama proprio nave ospedale Papa Francesco, è stata dotata di un ecografo in modo tale che rimarrà naturalmente lì in possesso di questi popoli, che è stato donato appunto da Papa Francesco attraverso il suo elemosiniere. Sapete che Papa Francesco ha una persona di riferimento che si occupa di donare fondi, cioè soldi, a queste popolazioni. Allora, questa iniziativa secondo me è una bellissima iniziativa perché
i popoli che vivono, le tribù che vivono lungo il Rio delle Amazzoni non avrebbero la possibilità assolutamente di essere curati in qualsiasi modo, non arriva nessuno lì. E la nave Papa Francesco, la nave ospedale, che percorre tutto il corso, il Rio delle Amazzoni, che insomma è lunghissimo, va in soccorso periodicamente a queste popolazioni, che pare siano 700.000 distribuite lungo il corso adesso non ricordo bene i numeri perché li ho letti anch'io, ma lungo il corso del Rio delle Amazzoni ci sono tribù e abitanti che arrivano a 700.000, quindi presumo che faccia dei percorsi di volta in volta, insomma, per 2 mesi starà in un posto, per altri 2 mesi in un altro posto. Questa veramente è una cosa molto bella e ci fa onore il fatto che ci siano questi medici e paramedici volontari italiani che lavorano su questa nave, lavorano per portare aiuto. Tutto questo per sensibilizzare noi occidentali sulla condizione di questi popoli, che è una condizione che a noi sembra una condizione di svantaggio, e lo è da certi punti di vista, perché dal punto di vista della salute sicuramente sono svantaggiati, ma è una popolazione che ha una cultura dell'ambiente così profonda, così radicata, così evoluta, oserei dire, che noi ce la sogniamo, quello di considerare l'ambiente un tutt'uno con l'uomo, quello di considerare l'ambiente una ricchezza enorme per la vita delle specie, degli animali, dei vegetali, ma soprattutto dell'uomo. Pensate che il rischio che corrono queste, ve l'ho già detto, il rischio che corrono queste popolazioni indigene è quello proprio di trasferirsi e di diventare migranti climatici, cioè a seguito della rottura di questo equilibrio che c'è all'interno dell'ambiente, vuoi per il discorso climatico, vuoi per l'inquinamento, vuoi per opera dell'uomo che disbosca la foresta, queste persone non hanno più, queste tribù non hanno più mezzi di sostentamento. Pensate, il Rio dell'Amazzoni è ricchissimo di risorse ittiche, i pesci. Questi popoli vivono di pesca. Se la risorsa ittica viene impoverita perché vengono pescati pesci in grande stile da parte di qualche multinazionale, eccetera, queste persone non possono più sopravvivere, così come se la foresta viene distrutta. I loro villaggi stanno all'interno della foresta, vivono in un modo molto primitivo, molto arcaico, molto semplice, ma vivono in un grande equilibrio. Questa notizia mi ha, mi è piaciuta perché questi popoli, come Papa Francesco ha cercato di portare all'attenzione di tutti nell'ottobre del 2019, questi popoli hanno da insegnare a noi. Che cosa? Hanno da insegnare a noi che se non c'è un rapporto di equilibrio con l'ambiente, è l'uomo che ci fa le spese, siamo noi che moriamo, e questo loro l'hanno imparato e ce l'hanno dentro da secoli, secoli, secoli. E depauperare questo ambiente vuol dire far morire queste popolazioni, che sono popolazioni preziose anche per l'umanità, perché, ripeto, hanno un percorso storico, un percorso culturale, un percorso di tradizioni che spesso ci deve insegnare a noi occidentali, che invece siamo tutti proiettati alla ricerca del profitto e alla fine alla ricerca della rovina nostra, dell'ambiente e dell'uomo. Questa nave ospedale di Papa Francesco mi è sembrata una bellissima notizia e ve la lascio. Ve la lascio, e così come ha colpito me, sicuramente colpirà anche voi, perché sono notizie che noi non sappiamo, dobbiamo andarle a cercare. La nave ospedale Papa Francesco.
Io vi saluto, vi lascio una buona giornata e ci rivediamo giovedì prossimo. Arrivederci.